ragioni del sì sono le ragioni che ci fanno capire che questo testo di riforma costituzionale va nella direzione di avvicinare i cittadini al governo, alle istituzioni centrali, riporta in capo al governo centrale e al Parlamento una serie di decisioni che troppo spesso sono state conflittuali fra diversi livelli amministrativi e legislativi, in particolare fra regioni e governo centrale e Parlamento, e soprattutto è un modo per cercare di semplificare il processo legislativo in un momento in cui la nostra nazione è sottoposta anche a un giudizio da un punto di vista internazionale, perché chiaramente è considerata una delle nazioni in cui i governi durano poco, sono instabili, le maggioranze politiche sono altrettanto instabili. In questo modo noi cerchiamo di rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini nei confronti delle modalità di fare le leggi e di farle meglio, e nei confronti della platea di osservatori internazionali, perché appunto vogliamo definire un percorso più semplice, più trasparente, attraverso cui si fanno le leggi e attraverso cui si dà una stabilità di governo al nostro Paese. Onorevole Dallai, nel suo intervento di questa sera a Piazza Castagnaio ha dato un po' l'idea di come, attuata la riforma, in realtà non si ferma tutto, ma ci sarà sicuramente un percorso. Certamente, così come c'è stato nei 70 anni precedenti, attraverso molteplici riforme al testo costituzionale, anche in questa circostanza noi pensiamo di fare una riforma che ovviamente ha una sua durata, ha un suo respiro, ma che non definisce per definizione una riforma, un testo di riforma costituzionale definitivo per sempre. Ci saranno altri tempi in futuro in cui ci sarà la necessità di aggiornare ulteriormente il testo costituzionale, proprio perché la Costituzione è un testo vivo, è un testo che respira nel corpo della società e come tale inevitabilmente deve essere aggiornato di tanto in tanto, ovviamente non stravolto, così come non è minimamente intaccato nei suoi principi fondamentali, ma nelle sue forme di attuazione ha bisogno di essere adeguato alla società che evolve. Però avete affrontato questa sera anche l'eventualità di un no, di una vittoria del no. Allora, noi lavoriamo, siamo impegnati moltissimo e ci crediamo nel sì, perché crediamo sia il voto da esprimere per dare un miglior modo di fare leggi, di governare al nostro Paese. Nell'eventualità che ovviamente il sì non dovesse prevalere, affronteremo le questioni che sono questioni inevitabilmente anche politiche. È chiaro che noi abbiamo investito molte energie e molta della credibilità nel nostro governo, è inutile negarlo, è importante anche per dare forza a questo governo di mostrare che noi vogliamo effettivamente il cambiamento della nostra società. Ci sono pezzi di progressisti e pezzi di conservatorismo in tutte le formazioni politiche, e quindi anche in pezzi del centro-sinistra così come del centro-destra. Queste si discriminano proprio rispetto a una riforma costituzionale che va sicuramente verso una forma progressista, che è quella che noi stiamo proponendo. Per questo motivo appunto noi sosteniamo il sì.